Mi trovo a Vezzano sul Crostolo, sono nelle colline reggiane, questa è la località Paderno, sono con Alessia Bardi e la sua piccolina che si chiama Atena, perché la sua fattoria si chiama la fattoria di Atena, appunto, che prende il nome da tua figlia. Buongiorno Alessia, noi vogliamo raccontare la tua storia adesso, perché siamo in questa allevamento, in questa azienda agricola, hai tante capre, tante pecore, ma soprattutto vogliamo partire dalla tua storia, che non nasce come, diciamo, imprenditrice agricola, no? Non sei cresciuta in campagna, hai un passato in termini di professione completamente diverso per poi dedicarti all'agricoltura e in modo particolare all'allevamento di pecore e capre, cosa non facile peraltro. Allora, intanto raccontaci prima che cosa facevi. Sì, guarda, in effetti vengo dal mondo della moda, quindi un settore completamente diverso. Mio papà è uno stilista nel mondo capelli, quindi un parrucchiere, e sempre fatto a livelli altissimi con grandi brand internazionali. Nel nostro mondo è un mondo artigianale, però tutto legato al settore del fashion. Abbiamo lavorato con personaggi famosi, abbiamo lavorato dietro i backstage dei grandi sfilate e abbiamo avuto un'accademia di formazione che ha formato tantissimi parrucchieri in Italia. Io personalmente non ho mai fatto la parrucchiera, ma mi sono sempre occupata della parte commerciale e marketing della nostra azienda, quindi tanto estero, tante sfilate, tante serate di jet set. È un mondo completamente diverso. Insomma, un mondo scintillante, certo. Pieno di luccichini. Poi dopo cosa ti ha cambiato? Cos'è che è intervenuto per farti cambiare idea e quindi cambiare completamente professione? Beh, la gravidanza è la chiave. Quindi Atena, è stata Atena, È stata lei la colpevole, nel senso buono ovviamente. Quindi hai deciso di intraprendere in un'attività completamente diversa. Sì, diciamo che rimanere incinta, quindi iniziare a proiettarmi non più solo come imprenditrice ma anche come madre, e la relazione col mio compagno che comunque ha un background da allevatore, la sua famiglia ha sempre allevato. Quindi c'erano le competenze in famiglia? Assolutamente sì, le competenze ci vogliono perché è un mestiere certo. di grande responsabilità, ha fatto sì che io decidessi di cambiare completamente vita. E è una scelta difficile, l'ho fatto a 360 gradi, nel senso che mi sono trasferita dalla città alla campagna, quasi montagna, perché qua siamo a 400 metri sul livello del mare, certo. E abbiamo iniziato ad allevare prima capre e poi abbiamo aggiunto anche un piccolo gregge di pecore sarde, sono 35 esemplari adesso, per poter poi trasformare il latte. Quindi noi non solo alleviamo, ma abbiamo fatto un piccolo caseificio aziendale dove trasformiamo il nostro latte in formaggio e poi andiamo a venderlo. Che poi vedremo. Senti, facci una piccola scheda della tua azienda. Tu hai detto capre, hai detto pecore, complessivamente quante pecore, quante capre? Come animali siamo attorno ai 120 oggi. 120 animali, sì. Che è un bel impegno. È un bel impegno, non ci sono né sabati né domeniche né festività. E ci vuole tanta organizzazione, però con l'organizzazione e anche un po' di tecnologia, quella giusta, senza esasperare, certo. Anche una donna mamma può farcela. Ecco, io ci tengo a dirlo perché non è impossibile, è difficile ma non è impossibile. Beh, tanto coraggio, comunque determinazione. Senti, stanno spesso al pascolo questi animali, insomma, sono in un ambiente incontaminato, il posto è molto bello, aria buona, poi ovviamente quando è brutto tempo vanno in stalla, insomma, poi è chiaro che quando le devi mungere probabilmente devi anche spostarti, e portarle nel luogo idoneo, no? Nell'ovile dove comunque tu hai la sala di mungitura. Assolutamente sì, però si cerca di far passare più tempo possibile gli animali all'aperto. Questo fa bene a loro per il benessere animale, fa bene al latte, perché il latte di pascolo, come lo chiamo io, certo. Ha dei profumi e dei gusti completamente diversi dal latte di fieno. Senti, quali sono le difficoltà da allevare in questo modo? Cioè, ci sono perdite di animali perché stanno al pascolo, quindi probabilmente ci saranno anche fenomeni di predazione. Vedo che tu hai tanti cani che servono per tenere lontano i predatori anche. Sì, come ti dicevo, tante ore fuori al pascolo ha anche questo lato della medaglia. Certo. Purtroppo succede che a volte si perdano degli animali e questo è un territorio dove il lupo è presente in maniera molto consistente, addirittura va in pianura, entra nelle stalle, ne abbiamo avuti diversi casi. Noi abbiamo ristabilito un po' l'equilibrio nonostante ci siano tanti boschi qua attorno incontaminati, quindi tanta presenza di selvatico, l'equilibrio è garantito dai cani da pastore, che siano cani da conduzione, border collie, certo. Il kelpie, che conducono il gregge al pascolo o cani da guardiania, quindi maremmano piuttosto che il Caucaso,
quindi animali che difendono veramente il gregge, abbiamo un equilibrio che consente di stare all'esterno più tempo possibile, ma mantenendo lontano quello che chiamiamo banalmente il selvatico. Anche di notte d'estate abbiamo in questo modo la possibilità di lasciarle fuori. Certo. Non stanno in stalla, ma stanno fuori al pascolo con i cani dentro i recinti a fare da guardia. Ecco, poi c'è da dire che tu non hai solo pecore e capre, ma vedo che ci sono conigli, galline, che a volte sono anche in promiscuità, vedo che convivono molto bene, Assolutamente, sì, ma ci sono infatti delle situazioni veramente simpatiche. Si presta alla fattoria didattica, infatti, ho tanti bambini che vengono a vedere la fattoria. Senti, vedo che lei, insomma, apprezza questa natura, questo modo di lavorare, questa tua professione, insomma, riesci a conciliare senza problemi l'attività di mamma anche con quella di allevatrice, che non è un lavoro semplice. Beh, la concilio nel senso che lei viene con me, come si faceva una volta. Lei viene con me in stalla, lei viene con me al pascolo, con lo zaino da trekking. Lei vive completamente la vita da allevatrice già da quando aveva 15 giorni. Ho delle foto pazzesche di lei dentro l'ovetto su una rotoballa che aspettava il momento della mungitura, cioè a 1 anno e mezzo lei già va dietro il gregge senza Insomma, diciamo che si trova a suo agio. Assolutamente, è una piccola Heidi. Senti, allora, fino adesso il tempo ci ha risparmiato, però insomma sta cominciando a venire giù un po' d'acquetta. Cosa dici? Portiamo il gregge in ovile, poi dopo vediamo anche la mungitura? Così faccio 2 passi con te, d'accordo? Assolutamente, volentieri. Alessia, qua non ti fai mancare nulla, pecore, capre, cani, galline, insomma c'è una promiscuità di animali all'interno della stalla anche. Assolutamente, un mutualismo di animali. Senti, qua hai suddiviso capre e pecore naturalmente perché hanno esigenze diverse. Esigenze diverse anche noi in momento di mungitura ovviamente, perché dobbiamo tenere separati i 2 latti. I 2 latti sicuramente. Facciamo 2 lavorazioni diverse, in qualche caso formaggio misto, quindi mischiamo il latte ma volutamente, però la mungitura è ovviamente separata. Certo. Sono tempi di mungitura diversi anche quelli della pecora rispetto alla capra? O più Sono o meno pulsazioni diverse. Pulsazioni, cioè il lavoro della tettarella è differente per la capra che per la pecora. Per la capra c'è una quantità di pulsazioni minori, per la pecora può arrivare fino a 80 pulsazioni al minuto, quindi molto di più. Questa è la mungitrice. Questa è la mungitrice, molto semplice, un'attrezzatura diciamo che per un centinaio di animali come il mio gregge va più che bene, anche perché io sono da sola a operare. Il palco mungitura veramente fondamentale perché mentre che l'animale mangia la sua razione di mangime integrativo, io vado ad operare su 2 animali per volta nel prelevare il latte. 2 mungiture, mattina e sera o una sola? 2. Mattina e sera. Assolutamente un sì. impegno costante 365 giorni l'anno. Una scelta Il momento di... dei parti com'è? Un po' difficoltà. Beh, intenso soprattutto perché nel caso delle capre quest'anno per esempio quasi tutti i trigemellari. Importanti. Qualunque orario del giorno e della notte stai lì, aspetti, speri che vada tutto bene. È una media questo oppure sono 2 gemelli o trigemellari? È più Dipende ricorrente i tre cuccioli rispetto ai 2? Ma allora, diciamo la capra tendenzialmente il gemellare lo fa. 3 gemelli è tanta roba, tanta fortuna e anche un maschio molto buono, quindi la genetica. Tu adesso stai cominciando a mungere, c'è un'operazione che devi fare, gli dai da mangiare, cosa fai adesso? Adesso gli diamo un po' di fieno alle pecore, in modo che Ti do una mano, Ti do una Vabbè, mano, mi sembra giusto, ti armo di forca. Come mi vedi con la forca in mano? Ti vedo molto bene, quasi aggressivo. Allora andiamo a prendere il fieno. Prendiamo il fieno. Io uso erba medica, perché comunque per la lattazione nel mio modo di allevare l'erba medica va bene anche per questo tipo di animali. C'è chi ha un po' paura di somministrare medica agli ovini e ai caprini, ma insomma la tradizione di famiglia del mio compagno, loro sono siciliani ma allevano da sempre animali ovini e caprini, ci insegna che si può tranquillamente somministrare, stando però attenti, soprattutto al fresco, perché con l'erba medica fresca assolutamente no con questi animali perché si provoca anche la morte. Va bene, procediamo. Andiamo. Il tempo ci assiste. Sì, Ottimo, va benissimo.
Questo è uno spuntino solo per distrarle mentre andremo a dare il mangime alle capre, quindi Perché loro, mentre tu le mungi, mentre mungiamo le capre loro fanno Ok. la merenda E e poi poi si faremo il alternano. contrario. Ok, Esattamente. perfetto. Allora Alessia, qua hai liberato o hai aperto la griglia per la mungitura, vedo che sono molto attente. Questa è la mungitura della sera, dico bene? Mungitura della sera, sì. Perché io vedo anche gli agnellini che corrono, in genere non si tolgono gli agnellini perché comunque il latte deve andare a tuo beneficio in questo caso, no? Certo. Quindi c'è una scelta ben precisa. Assolutamente, c'è una scelta proprio allevatoriale. Noi non stacchiamo i capretti e neanche gli agnelli alla nascita, li lasciamo con le mamme. Questo è fondamentale dal punto di vista dell'imprinting, perché la mamma fa la mamma, e io da mamma ti posso dire che funziona, e fa anche, ne va del beneficio della salute del capretto, perché il latte materno assimilato attraverso la tettatura naturale del capretto è tutta un'altra cosa che la somministrazione umana. L'allattamento naturale. Allattamento naturale. Noi in questa maniera, è vero, rinunciamo a una buona quantità di latte, perché comunque una mungitura va dedicata al nutrimento dei capretti, però abbiamo abbassato la mortalità dei piccoli, di parecchio. Molto molto importante. Animali più sani e animali che imparano ad essere degli adulti consapevoli perché sono stati con le madri. Sembra una sciocchezza, ma anche negli animali questo c'è. È molto importante. Alessia, io comincerei a vedere un po' la mungitura con questa agevolatrice, mungitrice. Mungitrice, guarda. Mungitrice. Una macchina da 2 postazioni, abbiamo 2 gruppi di qua tettarelle. e di là, certo. Esatto. Prendiamo la nostra Carolina, che è una Sannen, una capra francese. Sono capre che possono arrivare a fare fino a 4 litri di latte se spingi coi mangimi. Noi facciamo un'alimentazione piuttosto naturale. 2 litri e mezzo, 3 litri li fanno tranquillamente e a noi vanno più che bene. Attacchiamo la mungitrice che va a fare il suo lavoro. Ed ecco il latte che comincia a scorrere. Il latte comincia a scorrere. Io personalmente faccio anche un massaggio manuale per agevolare l'uscita del latte. Normalmente lo faccio senza guanti perché devo sentire la temperatura della mammella. Se c'è una mastite, se c'è un problema, se la capra ha la febbre, il primo modo che ha l'allevatore per rendersene conto è dalla temperatura della mammella. Senti, è una batteria di capre, quanto impiega ad essere munta completamente? Allora, la mungitura della mattina, quindi abbiamo la mammella carica di latte, ci vogliono almeno 3 minuti e mezzo d'animale, almeno. Poi dipende da esemplare a esemplare. Alla sera in 1 minuto te la sbrighi. Sto molto prima, certo. Ti sta venendo a salutare la nostra amica. Ma ciao! Lei è un amante delle simpatica, coppe. Sì. E questa è Questa è una campana siciliana. siciliana. Beh, però si fa carezzare, bella tranquilla questa. L'ho detto, non è un allevamento intensivo. Noi, le nostre ragazze, io così le chiamo, hanno nome e cognome tutte quante. E noi sappiamo vita, morte e miracoli di loro. Senti, io ho visto prima che c'era il becco, c'era, Sì. no? Al quale mancava un corno perché aveva fatto uno scontro con altri animali. È lì, Eccolo qua, guarda. È lì vedi? che spunta. Mi ha sentito, eh? Esatto. Vedete? Docile anche questo e gli manca un corno. Sì. È successo che ha fatto una battaglia con qualche altro animale. Con qualche altro maschio. Noi, ti ripeto, cerchiamo di mantenere le cose più naturali possibili. Quindi anche nella stagione di monta mettiamo in competizione 2 maschi, spesso e volentieri selezioniamo il gregge per fare un discorso anche di genetica. Diamo le capre di taglia maggiore ai becchi di taglia maggiore, le capre di taglia minore ai becchi più giovani. Certo. Ok, quindi andiamo a fare un lavoro di genetica, diciamo, basica, non stiamo parlando di grandi cose, però tutto volto a migliorare la qualità del prodotto finito, quindi del latte e dei formaggi che ne andiamo a derivare, e nel benessere animale, quindi non in forzatura, ma in quello che la natura vorrebbe naturalmente. Insomma. Con naturalezza. Senti Alessia, adesso ci fai vedere cosa fai con questo latte però. Assolutamente Va sì. bene, dai, ci trasferiamo in casa di Tizio. Andiamo.